Presidente, colleghe e colleghi, oggi discutiamo di un disegno di legge su cui siamo fortemente contrari. Lo siamo nel metodo perché costituisce un atto d'imperio della maggioranza e il frutto di un lavoro non condiviso con le altre forze politiche. Si svilisce il nostro stesso ruolo. Più volte si è detto che ci deve essere una condivisione, ma evidentemente questo concetto è unilaterale e questo disegno ne è la prova. Come per il DDL 16 infrastrutture, anche questo disegno di legge ci viene presentato in velocità. Evidentemente non solo l'azione politica, ma anche le priorità tra di noi non sono le stesse. Per noi in questo momento storico è importante combattere l'astensionismo, per voi invece importante e urgente è evitare altre sconfitte come quella di Udine. Assessore, per sua stessa ammissione in commissione, ha ammesso appunto che una delle motivazioni per cui si interviene c'è anche quella della sconfitta di Udine, che costituisce evidentemente ancora un nervo scoperto. In più ricorrete a questi espedienti per le difficoltà che avete ad individuare candidati sindaci all'altezza del ruolo. Lo consideriamo un assalto alla legge elettorale, intollerabile, celato dietro un risparmio di spesa. Difendiamo la soglia del 50% perché per noi consente di avere un sindaco legittimato da una maggioranza più ampia e visto il trend della partecipazione bassa, dove l'affluenza alle urne si assesta intorno al 40%, verrà dichiarato eletto chi non ha neanche il 20% dei voti degli elettori iscritti. Peraltro, lei stesso, Assessore Roberti, ha affermato nella seduta del 28 febbraio del CAL, intervenuto sul tema del 40% per l'unico candidato sindaco, chiarisce che in realtà attualmente la normativa regionale non prevede il 50%, ma il 50% esclusi gli AIRE. E lei stesso assessore a rilevare in quell'occasione che se si abbassa la soglia al 40 e poi si escludono anche gli AIRE, si rischia di dichiarare sindaco chi non ha ottenuto neppure il 20% dei voti. Siamo convinti che un sindaco eletto con il 40% sarà maggiormente esposto ad un'instabilità amministrativa, perché qualunque sua decisione non rappresenterà la maggioranza dei suoi concittadini. Vedete colleghe, la ratio del ballottaggio è duplice. In primo luogo, chi riveste una carica di particolare rilievo deve essere legittimato da una dalla maggioranza assoluta degli elettori. In secondo luogo, che le elezioni devono comunque produrre un risultato univoco e indiscutibile. Arriviamo alla seconda modifica. Difendiamo il limite del secondo mandato a difesa dello stesso principio democratico a veder consolidato un eccesso di potere dato da un governo che va oltre i 10 anni. Anche io voglio fare una divagazione storica come l'ha fatta il collega Cabibbo. E quindi voglio riprendere questo riferimento. Il limite dei mandati consecutivi dei sindaci e dei presidenti di provincia fu introdotto dalla legge 81 del 1993 come temperamento del sistema, con l'intento di evitare una concentrazione di potere in capo ad una sola persona e per evitare gli effetti sulla par condicio delle elezioni successive. Il senso va rintracciato nel fatto che nei governi locali vi è un maggiore pericolo per la prossimità tra eletto e cittadini, con la necessità di tutelare la libertà di voto, di impedire eventuali fenomeni clientelari e al contempo di favorire il ricambio dei vertici nell'amministrazione locale. Si eviterebbe la sclerotizzazione delle situazioni politiche amministrative locali. In generale, la previsione del numero massimo di mandati consecutivi è stata volta a garantire la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e in definitiva la stessa democraticità degli enti locali. Secondo noi, in questo momento storico, che al centro dell'agenda politica vostra dovrebbe esserci qualcos'altro, ovvero aumentare l'affluenza alle urne, motivo per cui abbiamo colto anche l'occasione
di questa discussione per porre sul tavolo 3 importanti questioni legate proprio alle regole elettorali, quale ad esempio il voto elettronico, il voto degli studenti fuori sede e dei lavoratori fuori sede o ancora la raccolta digitale delle firme necessarie alla sottoscrizione. Ci auguriamo che quest'Aula ne accolga almeno una di queste proposte, ma non per difendere il diritto di voto e la partecipazione democratica di migliaia di cittadini e non certo per interessi di parte. Grazie.